Investire in un paese nel quale civilmente si faccia la scelta strategica di avere un election day all'anno, nel quale tutte le forme di elezione si portano in quel giorno, magari fissando già storicamente quelle giornate, in modo tale che noi cittadini crescendo sappiamo sempre che la seconda domenica di maggio si vota tutti gli anni e quindi se c'è qualcuno che si perde per strada, c'è qualcosa da votare, voti il comune, voti la regione, voti il Parlamento, voti sempre in quella giornata. Così si fa per coinvolgere i cittadini. Se no altrimenti è ovvio che i cittadini si disperdono, cioè qua si vota tutte le ore. Abbiamo una convocazione per le regionali che è atipica, il rituale è a novembre, abbiamo l'assenza totale di qualsiasi forma di election day, non c'è un comune che va a votare assieme alle regionali, già questo dà un'immagine che è veramente scandalosa. A questo se si aggiunge il fatto che i cittadini non vengono informati, finisce che poi ci sarà una bassa affluenza alle urne. Io spero che il Presidente che verrà eletto abbia anche il conforto di una grande affluenza alle urne, perché altrimenti ne viene fuori che poi, lo so per esperienza, qualcuno te lo rimarca tutti i giorni.